7.500 segnalazioni all'INPS su presunti casi di reddito di cittadinanza percepito illecitamente, altre 900 in arrivo. L'ira della regione, la misura si è rivelata un fallimento, in troppi ne hanno approfittato. Avevano il reddito di cittadinanza ma erano maestri delle truffe online, grazie alle quali vivevano in ville di lusso, avevano auto come Lamborghini e Porsche. La polizia postale della Liguria denuncia 11 persone, blitz anche nel veneziano. Domani l'udienza di convalida del fermo per il 51enne che ha coltellato l'ex moglie a Padova. Nel 99 aveva ucciso la compagna, è uscito dal carcere e c'era rientrato nel 2011 per stalking. Dopo le accuse di presunte molestie, 11.000 firme sul web per chiedere la sospensione delle adunate alpine. L'assessore Donazzan difende le penne nere, una polemica politica strumentale. Siamo distrutti dal dolore, così la mamma del giovane poliziotto indagato per l'incidente stradale in cui ha perso la vita domenica sera il 17enne Davide Pavan. A Padova il primo studio clinico al mondo sugli effetti neurologici del Covid. Nel 75% dei casi confermata la relazione del virus con il senso di stanchezza avvertito dai guariti. Sport, volley, la leggenda dell'Imoco Conegliano continua. Quinto scudetto, il quarto consecutivo per la squadra giallo-blu. Il 22 maggio la finale di Champions. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il reddito di cittadinanza con i numeri resi noti oggi dalla Regione Veneto, una misura che per l'assessore Donazzan va cancellata. In queste ore proprio dalla Regione i dati con le segnalazioni all'INPS di migliaia di percettori che potrebbero non possedere i requisiti per beneficiare del sussidio. Quelle 7.500 sono la prima parte. Ieri ne sono partite ulteriori 900 segnalazioni. Pensate quanti soldi pubblici vengono buttati. 7.500 destinatari di reddito di cittadinanza segnalati all'INPS dalla Regione con il sospetto che percepiscano il sussidio senza averne i requisiti e un altro migliaio per i quali l'iter inizierà a breve. A fornire il dato è l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Attualmente i percettori di reddito di cittadinanza in carico ai centri per l'impiego del Veneto risultano essere 12.800, di cui l'81% è in corso un patto per il lavoro, mentre il restante 19% è in attesa di convocazione. Nel 2021 i nuclei familiari in Veneto percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto oltre 40.000 per un totale di 88.200 persone coinvolte. Nel mese di febbraio di quest'anno lo hanno percepito oltre 40.000 soggetti, con Verona come provincia maggiormente coinvolta e Belluno fanalino di coda. Numeri su cui non è facile vigilare, dice Donazzan, da sempre fortemente critica su questa forma di sostegno. Dall'inizio io ho pensato che il reddito di cittadinanza fosse sbagliato perché non risponde all'esigenza di sostenere le persone in povertà che hanno però voglia di uscire da quella povertà, perché questo dobbiamo fare. Uscire dalla povertà vuol dire trovare un posto di lavoro, ma questo è, il reddito di cittadinanza è diseducativo e soprattutto fa lavorare in nero, perché ci sono persone che percepiscono, vanno anche dai nostri ristoratori che stanno cercando personale e gli dicono: io ho il reddito di cittadinanza, se mi assumi in nero è una contraddizione, io vengo altrimenti no. Un vero e proprio ricatto, dice Donazzan, per non parlare della penalizzazione che ha vissuto il lavoro stagionale, quello sud-nord. Difficile trovare qualcuno disposto a spostarsi, meglio affidarsi al sussidio statale. In una telefonata proprio di un centro per l'impiego la persona dall'altra parte ha risposto: ma mica mi troverà il posto di lavoro, vero, perché perdo il reddito di cittadinanza. Ora questo credo che sia veramente il paradosso. Il reddito di cittadinanza è sbagliato e va veramente cancellato. Troviamo misure diverse per le persone con povertà, ma tutti gli altri devono trovare e rispondere al posto di lavoro. E a proposito di reddito di cittadinanza, indagine della Polizia Postale della Liguria che ha portato fino ad Annone Veneto nel veneziano. Scoperti alcuni cittadini che percepivano il reddito di cittadinanza ma erano maestri delle truffe online con ville e auto di lusso. Perquisizioni sono in corso ad Annone Veneto nell'ambito di un'ampia indagine che coinvolge anche la Toscana e il Friuli Venezia Giulia. La Polizia Postale della Liguria ha infatti denunciato 11 persone tra i 35 e i 40 anni di etnia Sinti e tutte imparentate tra loro che godevano del reddito di cittadinanza ma erano anche maestri delle truffe online. Truffe grazie alle quali abitavano in ville di lusso in Veneto, Toscana e Friuli protette da cinte murarie, recinzioni e telecamere di videosorveglianza. Secondo le indagini
indagini partite dalla Liguria. Si tratta di un'organizzazione articolata e con centinaia di colpi che avrebbero fruttato almeno €500.000. Le vittime erano inserzionisti online che venivano contattati telefonicamente e attraverso un abile meccanismo, invece di ricevere i soldi, li versavano ai truffatori. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Padova con un tentato omicidio all'Arcella. Una cinquantenne infermiera è stata accoltellata dal marito dal quale si stava separando. L'uomo nel 1999 era stato condannato proprio per un femminicidio. Ha afferrato il coltello da cucina e l'ha colpita alle spalle mentre stavano discutendo all'interno del loro appartamento in via Beato Cafasso nel quartiere Arcella di Padova. Non voleva che la loro storia d'amore finisse, un amore malato, ossessivo per Stefano Fattorelli, 51enne, finito in carcere ancora una volta per aver usato violenza nei confronti di una donna, una cinquantenne infermiera padovana con cui stava divorziando. Non è la prima volta che l'uomo è coinvolto in un fatto di sangue, è pluripregiudicato per omicidio e stalking. Nel 1999 a Grezzana, nel Veronese, Fattorelli uccise con 33 coltellate l'ex compagna dell'epoca, Vilma Marchi. Per questo omicidio era stato condannato a 12 anni di carcere, ma ne aveva scontati 6. Poi era stato condannato per stalking nel 2011 per aver minacciato e perseguitato una psicologa 54enne conosciuta mentre era in carcere, con cui aveva iniziato una relazione. Fattorelli era tornato così nuovamente in cella. Una volta uscito di prigione aveva iniziato una nuova vita e poi aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, che ieri, in preda alla rabbia, ha accoltellato alle spalle durante l'ennesima discussione. Il tentato omicidio è avvenuto nell'appartamento che avevano condiviso per un po' di tempo all'Arcella. Un rapporto che era finito, lo testimoniano anche i messaggi che l'uomo scriveva su Facebook lo scorso 20 aprile. Ieri la donna era andata lì per chiarire, conosceva il passato del suo ex, ma non pensava che potesse nuovamente arrivare a tanto. Colpita alle spalle ha iniziato a urlare disperata. Le sue grida hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati in via Cafasso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra e ferita. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Stefano Fattorelli ha tentato la fuga in strada, ma è stato bloccato e portato in caserma, poi arrestato ancora una volta. E adesso la vicenda delle presunte molestie durante la Dunata Nazionale degli Alpini a Rimini. A Rimini è avviata una petizione online per chiedere la sospensione per 2 anni delle Dunate Alpine, ma l'assessore regionale Donazzan dice solo una polemica politica contro le penne nere. Sempre a fianco degli alpini, perché li conosco, perché li conosciamo, perché sappiamo che quando c'è una dunata fanno innamorare le città, cambiano il volto in positivo, e a me pare invece una strumentalizzazione politica contro gli alpini e quello che rappresentano. L'assessore regionale Donazzan si schiera al fianco delle penne nere dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima Dunata degli Alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Alla vicenda oggi si aggiunge un nuovo capitolo con una petizione online che al momento ha raccolto 11.000 firme per chiedere la sospensione delle adunate annuali per 2 anni, in modo tale, spiega l'autrice dell'iniziativa, da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. È necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti. E proprio ANA, nelle ore immediatamente successive alle prime segnalazioni, era intervenuta con una nota. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. L'ANA inoltre, continuava il comunicato, fa notare che ci sono centinaia se non migliaia di giovani che, pur non essendo alpini, approfittano della situazione. Aspetto questo rimarcato anche dall'assessore Donazzan. Molti non sono alpini, si comprano un cappello finto da qualche ambulante e poi figurano così di essere parte del gruppo. Una vicenda che per Donazzan va chiarita fino in fondo. Non mi convince nemmeno che si parli e non ci sia ancora nulla di dimostrato e si faccia veramente solo della polemica. L'assessore poi ricorda chi sono gli alpini, sempre in prima linea quando accade un'emergenza in Italia o all'estero, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o della pandemia. Sono quelli, ricordo anche a chi ha fatto polemica, che hanno tenuto giorno e notte aperti i centri per le vaccinazioni. Sono quelli che hanno raccolto 116 milioni in
ore lavoro donate, sono volontari veri, vanno difesi e tutelati. E se qualcuno con l'occasione di una donata si è infilato a fare cose che non dovevano essere fatte, questi saranno puniti. E su questo, sulla petizione, interviene il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, che dice: prendo atto che su episodi di molestie incresciosi e dall'ANA condannati si voglia con questa sottoscrizione coinvolgere l'intero mondo alpino, che ha dato prova invece di un comportamento rispettoso con una sfilata domenica dove è stato ribadito il nostro impegno per la condivisione, la fratellanza e la pace. Nel condannare i fatti di molestia e chi li ha compiuti, ribadiamo che l'ANA e i suoi associati sono da sempre portatori di valori identitari e solidali. E adesso torniamo alla vicenda, alla morte del 17enne trevigiano a Paese, investito da un'auto. Parla la mamma del giovane poliziotto indagato per l'incidente stradale in cui ha perso la vita proprio Davide Pavan. La donna dice: siamo distrutti dal dolore. Intanto gli amici del giovane, di Davide, a Morgano stanno organizzando per lo studente del Max Planck una veglia e un incontro al campo sportivo. Vediamo il servizio. Siamo distrutti dal dolore per la morte di quel povero ragazzo, siamo troppo abbattuti da questa tragedia, non riusciamo a far altro. Ci risponde così, con gentilezza, la signora Yolanda, mamma di Samuel Seno, quando la contattiamo per capire se desideri rivolgere un messaggio all'altra mamma, quella di Davide Pavan, lo studente morto domenica sera a Paese, travolto dall'auto guidata dal 28enne agente della questura di Treviso. Preferisce rimanere in silenzio Yolanda, anche e soprattutto, ci dice, per il rispetto del dolore dei genitori di Davide. C'è un filo che le lega, Yolanda e Barbara, due dolori differenti, profondi, che in qualche modo si cercano, ma allo stesso tempo per pudore, per intima comprensione, rimangono a distanza. Barbara ha voluto il numero di telefono di Yolanda. Non so neanche mai se lo userò, sinceramente. Non la voglio vedere adesso, anche se lei non ha colpa. Entrambe sanno che non sono le parole ora il mezzo più giusto per condividerlo, il dolore. Lo sarebbe forse di più uno sguardo. Yolanda, mamma del giovane poliziotto sotto inchiesta per omicidio stradale, positivo all'alcol test domenica sera con un tasso nel sangue di 1,10 grammi per litro, ha contattato il parroco di Morgano, don Mario Vanin, esprimendogli il desiderio di incontrare i genitori di Davide. La stessa volontà di suo figlio Samuel, ma ora, ha risposto il sacerdote, è troppo presto, perché lo strazio di Barbara e del marito Claudio è inumano. 2 giorni che non dormo. E vado sempre in camera sua per vedere se c'è. A dargli i baci, perché gli do sempre tanti baci. Alla sera e la mattina prima di andare a lavorare. Sempre, sempre. 17 anni che gli do baci, mattina e sera. Non salto una volta. Adesso vado là e bacio il cuscino che ce l'ha. E gli ho detto a mia moglie di non lavare la roba per sentire ancora il suo odore. A Morgano gli amici di Davide stanno organizzando una veglia e un ritrovo al campo sportivo, ma la data rimane da stabilire. Domani sul corpo dello studente del Max Planck verrà eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto l'autopsia, un atto dovuto, disposto dal PM Mara De Donà per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia l'altra sera, quando Samuel ha salutato i compagni del rugby Paese mettendosi al volante per rientrare a casa. Nel suo sito la società ha dedicato alla giovanissima vita stroncata un post dal titolo Nel silenzio, la foto di Davide in sella alla sua amata moto e una citazione di Tiziano Terzani, così da unirsi al dolore insopportabile, si legge, della famiglia Pavan. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con lo studio primo al mondo condotto dalla clinica oculistica dell'azienda ospedaliera di Padova sugli effetti neurologici del Covid. Nel 75% dei casi confermata la relazione del virus con il senso di stanchezza accusato dalle persone guarite.
Nei soggetti che sono guariti da Covid vi è un interessamento diretto da parte del virus del sistema nervoso. È il risultato di uno studio al momento unico al mondo effettuato all'ospedale di Padova sui malati di Covid per vedere gli effetti sul sistema nervoso. 151 pazienti, età tra i 20 e i 70 anni, tutti malati nella prima ondata e quindi non vaccinati. Abbiamo aperto, perché questo è lo studio più importante che esista al mondo in questo momento, la strada alla comprensione delle complicanze croniche, degli effetti cronici del Covid sul sistema nervoso. I ricercatori hanno studiato l'occhio per capire gli effetti del Covid sul sistema nervoso. La cornea, ovvero la parte trasparente dell'occhio, è la parte più ricca di nervi del corpo umano. Con un particolare strumento sono state analizzate le cornee dei guariti dal Covid, indipendentemente dalla gravità e dalla cura, e gli scienziati hanno stabilito che oltre alla malattia respiratoria il virus è capace di debilitare il sistema nervoso. Da qui la sensazione di stanchezza e affaticamento che avvertono spesso i guariti. Il 70% dei contagiati ha avuto effetti di questo tipo. Sono nervi, vorrei dire, privi di energia, perché le loro riserve energetiche, che noi possiamo vedere sono dei piccoli puntini iperriflettenti, si riducono drasticamente. Vuol dire che l'infezione ha attaccato anche questa componente del nostro e dell'organismo di queste persone. Poi, per quanto riguarda i dati del Covid, sono in calo i contagi e il numero degli attualmente positivi nella provincia di Padova, che sono oltre 2.000 in meno rispetto alla settimana scorsa. Calano gli accessi al pronto soccorso per Covid, ma rimangono stabili i ricoveri. In terapia intensiva c'è solo una persona che sta guarendo. I casi positivi erano inferiori, avevamo un peso sulle terapie intensive ancora molto importante, attualmente abbiamo più casi positivi, però il peso sulle terapie intensive è praticamente inesistente. E siamo allo sport volley, la leggenda dell'Imoco Conegliano continua con la conquista del quinto scudetto, il quarto consecutivo. Orro per Jordan Larsson, Murata da Raffa Folì, la chiude lei, 15-8 al tiebreak, la Prosecco d'Occhi Imoco Volley Conegliano vince 3-2, gara 4 della finale scudetto. Più forti di tutto, della pressione di dover vincere essendo favorite, della agguerrita concorrenza di avversari che cercano invano di detronizzarle, della inevitabile sazietà di chi in 10 anni conquista qualcosa come 16 trofei. In gara 1 era arrivata una sconfitta al Palaverde che sembrava farle scricchiolare. Nella prima parte di gara 2 pareva a tutti che anche le Pantere Indomabili avessero alzato bandiera bianca. Invece siamo ancora qui a raccontare una festa giallo-blu. Il quinto scudetto, quarto consecutivo, terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Gara 4 a Monza, dopo la rimonta che ha visto Conegliano ribaltare la serie a suo favore. Ed è un'altra battaglia, conferma dello scudetto più sudato dalle ragazze di coach Santarelli, perché le avversarie non mollano. Perso il primo set, pareggiano. Perso il terzo, impattano sul 2-2. E ancora una volta è dunque il tie break a decidere la vittoria. Da Plummer a Silla, da De Gennaro a Voloz, il traguardo è tagliato, ma tutti gli occhi sono ancora una volta per lei, Paola Egonu e i suoi 37 punti d'acciaio. Lei, arrivata alle ultime battute con la sua Conegliano, l'addio, destinazione Istanbul, la prossima stagione, è vicino. E sarà proprio contro Istanbul che il 22 maggio a Lubiana l'Imoco andrà a caccia della Champions per chiudere una stagione stellare. E i tifosi gialloblu chiedono un ultimo regalo alla Pantera delle Pantere. E con i festeggiamenti dell'Imoco campione d'Italia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Tempo stabile per l'espansione dell'alta pressione che trascina con sé una massa d'aria calda di origine subtropicale. Primo assaggio di caldo estivo con valori sopra la media del periodo. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di giovedì 12 maggio sarà decisamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Nel corso del pomeriggio qualche piovasco sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, sulla zona montana qualche possibile rovescio pomeridiano, specie sulla Carnia. Temperature minime sui 14-17 gradi, massime invece sui 22-28 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di qualche nube bassa mattutina, il tempo risulterà soleggiato. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.